Ciao a tutti. In questa rubrica raccontiamo il dietro le quinte del documentario sulle strade del Rinascimento con Giovanni Antonio da Pordenone, che sarà presentato in anteprima il 2 marzo e il 9 marzo a Cinema Zero a Pordenone. Tecnicamente si tratta di un docufilm, cioè di un documentario che comprende una parte di narrazione a più voci e un buon 60% di ricostruzioni con attori, reenactors, comparse e ricostruzioni in 3D. La rubrica è anche un modo per ringraziare i tanti amici che ci hanno sostenuto in questi mesi di duro lavoro, dalle istituzioni agli sponsor alle associazioni, per esempio dei reenactors. E questa puntata sarà appunto una puntata monografica dedicata all'associazione storico-culturale Strategemata. Sono un club di reenactors specializzato nel Cinquecento tedesco e nei Lanzichenecchi. Ricordiamo che Pordenone fino al 1514 era un'enclave austriaca tedesca, come diceva Marin Sanudo, quindi governata dagli arciduchi d'Austria per conto dell'imperatore del Sacro Romano Impero, un'enclave all'interno prima dello Stato patriarcale e poi della Repubblica di Venezia. Quindi ci siamo affidati a Strategemata per ricostruire quel periodo storico nel quale tra l'altro Giovanni Antonio da Pordenone nacque e visse la sua prima giovinezza e gli anni della sua formazione. Quindi andiamo a conoscere gli amici di Strategemata e buona visione. Allora, Pordenone fu per secoli, non tutti lo sanno, ma fu una città tedesca, cioè amministrata dai duchi d'Austria per conto dell'imperatore. E soprattutto poi nel periodo dell'infanzia e della giovinezza di Giovanni Antonio da Pordenone, fino al 1514, quando passò definitivamente, dopo anche una serie di tira e molla tra veneziani e imperiali, passò definitivamente sotto il dominio della Serenissima, ed è per questo che abbiamo coinvolto in questo progetto che riguarda Giovanni Antonio da Pordenone il gruppo degli Strategemata, che è un gruppo di reenactors che si occupa proprio del 1500 e del periodo lanzicheneco, diciamo. Sì, assolutamente. La nostra Non ti ho associazione. presentato, non ti ho presentato. Alessandro Pagnosin è uno dei consiglieri dell'associazione. Sì, l'associazione che abbiamo organizzato e che portiamo avanti ormai da 11 anni si occupa di rievocazione storica di quelli che erano i mercenari al servizio della corona imperiale tedesca, che erano i cosiddetti Lanzichenecchi. Il termine tedesco è Landsknecht, che Che deriva può essere tradotto, anche se non abbiamo purtroppo documentazione certa, in più maniere. La più accreditata attualmente sta per servitore della patria, in un certo senso patriota. Avevano una visione decisamente diversa da quello che abbiamo oggi del concetto di mercenario. Il mercenario era un soldato che combatteva per soldo, però nel caso specifico dei Lanzichenecchi l'attaccamento alla bandiera arrivava a livelli che si potrebbero definire decisamente patriottici. A Pordenone c'era un capitano nominato dall'imperatore con una guarnigione di soldati tedeschi, come dice anche Sanudo nei suoi diari. Ma erano lanzichenecchi? Non abbiamo una definizione precisa della cosa, è molto più probabile che fossero dei regolari, quindi sostanzialmente dei soldati direttamente al servizio dei capitani, perché spesso e volentieri ne avevano di propri. Non è da escludere che in realtà durante il periodo che andava dal 1500 al 1514, cioè effettivamente il periodo in cui la Serenissima si è contesa a Pordenone con l'impero, anche a Pordenone ci siano state guarnigioni di rinforzo, non sicuramente intere fan line, cioè intere divisioni perché contavano migliaia di uomini, ma sicuramente un certo rinforzo c'è stato, anche perché, bene o male, era terra di confine tra due grandi potenze che nel Cinquecento hanno determinato una forte spinta evolutiva, soprattutto nel nostro territorio, perché
una cultura andava a scontrarsi con l'altra, ma ovviamente la gente non si interessa più di tanto alle corone o alle bandiere, si interessa a quello che è di solito la gestione del territorio, e in un certo senso sia i tedeschi che i veneziani hanno mostrato molto al territorio friulano e al territorio veneto, perché erano due culture di gestione molto differenti. I veneziani venivano da una tradizione, come è ovvio che sia, è anche facile intuire, una tradizione mercantile, quindi la loro gestione era spesso e volentieri fortemente improntata su una gestione che potremmo definire al giorno d'oggi aziendale del territorio, mentre i tedeschi avevano più una formazione di tipo nobiliare. La loro famiglia è durata per letteralmente secoli e secoli e secoli. Se pensiamo per esempio a Parliamo degli Asburgo, ovviamente. assolutamente. Se pensiamo per esempio che Cormons e Gorizia sono tornate sotto egida italiana con la prima guerra mondiale, quindi si parla letteralmente di secoli di dominio locale. Gli Asburgo, e in modo particolare il Sacro Romano Impero Tedesco, avevano invece una forte connotazione di impronta culturale sul territorio, cercavano di portare molto dei propri usi, dei propri costumi, delle proprie tradizioni, e in un certo senso ci sono qua e là, anche nelle tradizioni attuali del mondo friulano e Alto Veneto, ci sono tradizioni che risalgono a quel genere di cose. Faccio Ecco, un esempio stupido. facciamo un esempio. Faccio un Qualche esempio, tra l'altro, molto correlato al periodo in cui stiamo girando questa intervista. Prendete i Krampus, una tradizione che in Friuli esiste da lunghissimo tempo. Ultimamente, tra l'altro, ha una grande presa anche sul pubblico, perché vengono organizzate grandi sfilate di Krampus. Krampus è una tradizione fortemente tedesca, fortemente tedesca. L'impronta è rimasta nei lunghi secoli in cui in realtà, anche se non sotto la bandiera, o come nel caso per esempio dell'Est Friuli, quindi Cormons Gorizia, anche sotto la stessa bandiera, hanno comunque instillato un elemento di cultura aliena, tra virgolette, che è diventata poi progressivamente cultura locale, talmente in maniera profonda che la gente non si stupisce della cosa. Se si va per esempio nella zona di Belluno o sul Montello, questa tradizione non esiste. In Friuli invece è diffusissima, tanto quanto per esempio in Alto Adige, in cui è quasi più elementare e logico pensare che ci sia una forte connotazione con le tradizioni nord europee, in modo particolare germaniche, anche per questioni di lingua. Noi non parliamo più tedesco, ma del tedesco c'è rimasto molto dentro. A parte che probabilmente neanche nel 1500 parlavamo tedesco, nel senso che la popolazione ha sempre parlato un italiano volgare, mentre solo diciamo, gli apparati dell'amministrazione pubblica parlavano tedesco. Beh, a riguardo sì, assolutamente, anche perché abbiamo una documentazione fisica che ci dà un'idea di come ci fosse uno stacco netto anche a livello lessicale e culturale, in un documento a firma di Massimiliano I d'Austria del 1519, l'anno in cui poi lui morì. È conservato attualmente a Cormons e è un lascito dell'imperatore nei confronti dei cormonesi, con un'esenzione dalle tasse per circa 6 anni, a ringraziamento dello sforzo che fecero i cormonesi all'epoca per difendere la zona e quindi il territorio dell'imperatore dai veneziani. Diciamo che le cose sono state un pochettino più complesse di così. Il castello sul Quarin è stato distrutto dai tedeschi, non dai veneziani, perché si erano a un certo punto stufati di perderlo e recuperarlo ogni anno, e quindi lo rasero al suolo. Ma il documento in maniera interessante è scritto in buon latino. Quindi diciamo che a livello amministrativo ancora il gap lessicale c'era sicuramente, tanto che si è ricorsi alla, tra virgolette, l'esperanto dell'epoca, cioè il latino, che era abbastanza comunemente conosciuto, in maniera non certo altamente accademica, ma veniva utilizzato ancora. Questo ci dà a pensare che effettivamente anche i governanti locali, a parte i capitani che venivano assegnati dalla madrepatria ai territori di confine, molto probabilmente non parlavano tedesco.
Certo, beh, un retaggio evidente di questo passato è anche nel gonfalone di Pordenone, dove ci sono i colori della Casa d'Austria. Sì, in realtà diciamo che anche la Casa d'Austria ha avuto parecchie variazioni nel corso dei Cromatiche. esatto, nel corso dei secoli, tanto che vedrete spesso e volentieri nelle occasioni in cui vedrete noi in giro, nelle rievocazioni eccetera, noi marciamo sotto la bandiera di Massimiliano che ha strisce gialle e rosse con la tradizionale aquila bicipite coronata. Mentre già, per esempio, in epoca successiva Ferdinando e Carlo preferivano una coloritura completamente differente, l'emblema rimaneva lo stesso. Ognuno ha sempre avuto un suo elemento. Pordenone ha conservato alcuni degli elementi dei colori della Casa d'Austria perché non ci dilungheremo più di tanto in questa cosa perché purtroppo l'araldica è una So che materia con te sconfinata. No, ma andremo a domani mattina. l'araldica è una materia letteralmente sconfinata e i colori di solito portavano con sé un significato e Pordenone ha voluto conservarne alcuni sia in memoria che per il significato stesso che avevano correlati al colore stesso. Allora, parliamo un po' di voi adesso, no? Sì. Del gruppo. Voi siete impegnati in diversi progetti, rievocazioni, documentari. Parlaci un po' di quello che avete fatto e di quello che andrete a fare, soprattutto di quello che andrete a fare nel prossimo futuro. Beh, l'associazione, come dicevo, ormai conta 11 anni di attività, è stata fondata nel 2008. Ha costruito tra l'altro una gran bella rete di contatti con altre associazioni che condividono con noi quella che è la ricerca storica intesa con un termine che adesso va abbastanza di moda come edutainment, cioè educare divertendo. La rievocazione storica può essere un grande mezzo di divulgazione. L'abbiamo visto anche a livello, come posso dire, anche a livello nazionale, soprattutto perché molte teste di punte di diamante della divulgazione in Italia spesso e volentieri hanno a che fare e utilizzano i rievocatori per ricostruire scene in modo tale che siano più accessibili. L'importante è poi che ci sia alla base una ricerca filologica seria e precisa, insomma. Assolutamente, la ricerca è l'elemento di base da cui partire e è come sempre il classico telo di Penelope perché eh, ogni volta che scopri qualcosa di nuovo puoi scoprire che tutto quello che credevi in precedenza non è esattamente come lo avevi fatto, quindi disfa e rifai. Quello che noi vogliamo è fondamentalmente produrre un'immagine che sia il più possibile veritiera, reale, realistica. È un elemento quasi impossibile, anche perché non abbiamo più né la struttura fisica, né le capacità, né la mente che avevano gli uomini del Cinquecento. Però quello che noi vogliamo realizzare è un'immagine che possa essere il più possibile Aderente aderente e veritiera. alla realtà. Tanto Ecco, che hai toccato un argomento sì. interessante. Parliamo un po' di quale poteva essere l'archetipo, il prototipo dell'uomo rinascimentale, dell'uomo dei primi decenni del Cinquecento nella nostra area, cioè in un'area di influenza tedesco-veneziana. Beh, diciamo che anche qui Partendo proprio anche da dati fisici, cioè elementi di base. corporatura e quant'altro. Beh, allora, sicuramente l'uomo moderno ha un'immagine un pochettino distorta di quello che era l'uomo antico. Si hanno varie, come posso dire, sovrastrutture, sovracostruzioni che derivano in parte da una cultura strettamente scolastica, magari anche un pochettino antiquata, e in parte da errate collegamenti da una cosa all'altra. Faccio un esempio stupido. Si ha sempre l'idea che nei tempi antichi gli uomini avessero un lasso di vita abbastanza breve. In realtà, cioè, casi di ottuagenari che restano anche in ruoli di responsabilità e di comando ce ne sono, cioè, per esempio, su tutti mi viene in mente, non è il periodo di cui stiamo parlando adesso, però il doge Dandolo, per esempio, guidò una crociata che poi non fu una vera crociata, ma fu la conquista di Costantinopoli a 90 anni suonati. Sì, oppure un nome che vediamo spessissimo in giro per le nostre città, cioè Andrea Doria, ammiraglio della flotta di Genova, ne aveva tipo 93.
Non è così strano. La questione di base è: dobbiamo tenere conto che noi abbiamo un mondo che, perlomeno nelle aree a noi circostanti, e parlo a livello continentale, è abbastanza standardizzato nell'accesso a quelle che sono le cure mediche e un'alimentazione corretta e sana, da far sì che per noi c'è un tetto massimo di vita che è abbastanza comune a tutti quanti, cioè tutti possono fondamentalmente ambire a arrivare Aspirare a a vivere quell'età. i nostri Invece anni. nel 500 c'è ancora una forte distinzione tra coloro che Tra i hanno a poveri. disposizione, non solo i poveri, ma proprio questioni anche di disposizione dal punto di vista spaziale. Chi viveva in una grande città aveva sicuramente più facilmente accesso a medici e a strutture piuttosto di chi viveva Nel paesaggio. nella campagna. Faccio un esempio abbastanza comune: la leggenda degli orchi della Foresta Nera tedesca deriva in realtà da comunità endogame completamente isolate che avevano rapporti praticamente nulli col Con l'esterno. circondario e consideravano gli altri loro compaesani, in realtà gli altri bavaresi, li consideravano come se fossero delle sorta di alieni nel loro territorio e reagivano di conseguenza. Ma torniamo al nostro archetipo di friulano del 500, proprio altezza, peso, caratteristiche fisiche. Beh, purtroppo non abbiamo grandissime documentazioni a riguardo. Di solito erano dati che non venivano registrati così facilmente. Nel corso della storia abbiamo perso un sacco di cose, semplicemente perché non valeva la pena probabilmente all'occhio delle persone registrarli. Dal punto di vista fisico, molto probabilmente non era tanto distante da quello che è l'uomo moderno. Ah, Abbiamo ecco, documentazione? scusami, Sì. anche probabilmente anche tra c'era proprio anche una differenza fisica tra le classi agiate che potevano per esempio mangiare carne con una certa regolarità, eccetera, e appunto il popolo, anche proprio una differenza fisica. Sì, probabilmente sì. L'alimentazione effettivamente è quella che determina poi la struttura fisica, le capacità fisiche della persona. È innegabile che comunque nell'arco del 500 comincia a svilupparsi anche una sorta di classe intermedia, documentata in più di un testo, in cui si comincia a intravedere il concetto di borghesia che invece si svilupperà nei secoli seguenti. Persone che non hanno accesso ai mezzi che poteva avere per esempio l'alta nobiltà o cose di questo genere, però attraverso il soldo e il duro lavoro avevano accesso a più ampie risorse rispetto al basso popolino, chiamiamolo così anche se non è proprio corretto. Un esempio tra tutti è un bellissimo testo del 1553, è un diario di cucina di una ragazza tedesca che si chiamava Sabina Welserin. Lei era figlia di un commerciante. Lei è la classica ragazza di 20 anni con l'hobby della cucina, col piacere di cucinare, il piacere di organizzare belle feste, eccetera, e si è appuntata, come fanno tutte le persone che hanno questo genere di... Una eh, serie di ricette. sì, sia quelle che si era creata lei, sia quelle che aveva sentito, sia quelle che gli sarebbe tanto piaciuto poter fare, ma non avrebbe mai potuto farle, come per esempio una comunissima torta al limone. Peccato che in Germania lei riusciva a trovare solamente i limoni canditi e a lei appunta il fatto che secondo lei viene un po' Con i troppo limoni dolce. freschi sarebbe stata Sta un'altra cosa. decisamente Ok, diversa. ma torniamo appunto, parlavamo che le caratteristiche fisiche grosso modo non erano così Sì, distanti da non quelle credo. moderne. Non credo si fossero tanto dissimili. Quindi altezza, peso, grosso modo, per quanto, almeno per quanto riguarda le classi abbienti, erano simili a quelle attuali. Sì, molto probabilmente sì. Si va più che altro a proporzioni nei ritratti. Andava molto il ritratto a corpo intero, oltre al piano americano, come lo definiamo adesso, che ti dà perlomeno in proporzione agli oggetti circostanti un rapporto che puoi utilizzare per valutare più o meno l'altezza e la stazza della persona. E sì, effettivamente l'altezza media doveva essere più o meno quella di adesso, con tra virgolette, esattamente come adesso, le eccezioni estremamente in un verso e estremamente nell'altro. Tanto che, tornando al discorso di Lenzi-Kenecchi e soprattutto in questo caso dei tercieros, cioè del loro equivalente spagnolo,
vi erano alcune tattiche militari che erano basate sulla stazza della persona, come per esempio assoldare bambini e nani che avevano la possibilità di passare sotto le linee delle picche nemiche e colpire gli avversari all'altezza dei garretti con coltelli e cose di questo genere. Al giorno d'oggi lo troveremmo una cosa assolutamente immorale. All'epoca in un certo senso era anche una possibilità per chi aveva difficoltà fisiche, come per esempio chi soffriva di nanismo o simili. Abbiamo anche documentazioni in tutta l'altra direzione, per esempio la cosiddetta armatura del gigante di Norimberga, che presenta dimensioni assolutamente improbabili. Cioè 2 metri, eh? È ben oltre i 2 metri, che comunque era parecchio, e presenta anche per le proporzioni che ha i classici sintomi del gigantismo, braccia molto lunghe, gambe molto lunghe, in un campo di battaglia armato. Ecco, ricordiamo che comunque gli eserciti dei Lanzichenecchi comprendevano al seguito anche molte donne. Sì, gli Anzikeneki per loro abitudine si portavano dietro in un certo senso un intero stuolo non solo di donne ma anche di bambini, lavoratori. Loro erano più un popolo che si spostava che un vero e proprio esercito, perché si portavano con sé anche delle tradizioni proprie, delle leggi proprie, una legislazione interna che non corrispondeva a quella del paese d'origine, una moda propria. Il modo di vestire dei Lanzicheneki era più accomunabile a una divisa militare, anche se della divisa militare ha ben poco a livello estetico, piuttosto che di un abito, perché l'abbigliamento dei loro contemporanei in madrepatria non assomigliava al modo che avevano loro di vestire, con abiti molto ricchi, molto colorati, con un sacco di frange, tagli. Aveva una forte connotazione di carattere culturale, come lo potrebbe essere stata appunto una vera e propria divisa. Il periodo d'oro dei Lanzichenecchi dura da quando a quando? Ufficialmente il corpo viene fondato nel 1487, ma il periodo d'oro dei Lanzichenecchi, è innegabile dirlo, è stato durante le guerre d'Italia e è culminato con la battaglia di Pavia e con il sacco di Roma. Probabilmente, se vogliamo proprio metterla così, il sacco di Roma è stato il punto più basso anche dal punto di vista tattico, mentre la battaglia di Pavia è stato invece uno dei punti più alti in assoluto dal punto di vista tattico e dell'immagine stessa dell'Anzichenecco, anche in madrepatria. Quindi dopo il 1527, dopo il sacco di Roma, diciamo che questo modo anche di fare la guerra comincia a così, a avviarsi verso il viale del tramonto. Diciamo che la tecnica di picca cambia drasticamente mano a mano che si afferma l'arma da fuoco sul campo, ma non perché, come si immagina, fosse più efficace dal punto di vista offensivo. Fino ai primi del 600 il calibro non era regolare, la canna non era rigata, quindi gli archibugi sparavano abbastanza a caso. Da un lato aveva anche un effetto positivo il fatto di sparare completamente a caso, perché se l'uomo dall'altra parte del fronte davanti a me sparava e morivano 10 persone più in là, non avevo la più pallida idea di dove sarebbe arrivata la palla che c'entrava a me. Quindi gli archibugieri erano comunque il pezzo forte sulla scacchiera. Cambiano i modi di considerare il combattimento di picca, quindi non più informazioni molto strette e molto ordinate che fungevano da schiacciasassi sul campo di battaglia letteralmente, passano più a diventare una sorta di baluardo mobile che copriva l'artiglieria in modo tale da permettergli di avere quella cosa che l'artiglieria non ha, cioè la motilità e il tempo fisico di ricarica che rimarrà per lungo tempo il limite dell'arma da fuoco. Ecco, in questo periodo, con queste armi, sia quelle tradizionali, diciamo, che le nuove armi da fuoco, la mortalità sui campi di battaglia era altissima e le aspettative di vita di un lanzicheneco erano molto brevi. Sì, assolutamente. C'è niente da dire, non era il mestiere più sicuro della terra, anzi probabilmente era anche uno dei più pericolosi. Era una sorta di forma di riscatto, erano tutti mercenari e venivano pagati anche molto bene
rispetto a quello che poi avrebbero potuto guadagnare normalmente. Per esempio facciamo una proporzione con quello che guadagnava un bracciante Facciamo una agricolo. proporzione, guardate, la proporzione più semplice che si può fare è il soldato di livello più basso era il picchiere prendeva 4 fiorini al mese, era più o meno quello che riusciva a guadagnare in 2 mesi e mezzo un buon artigiano come per esempio il fabbro ferraio del paese, quindi erano cifre abbastanza ragguardevoli e quella era la paga base. Ecco, ma venivano pagati sia in tempo di pace che in tempo di guerra con la stessa paga o erano pagati solo a chiamata, diciamo, ad intervento? No, no, erano sottoposti a regolare contratto, erano pagati regolarmente, tanto che una delle sorgenti dell'acrimonia con cui è stato portato avanti il sacco di Roma era proprio il fatto che erano mesi che non ricevevano regolarmente la paga come sempre. Perché oltre alla paga un'altra forma di compenso era il saccheggio. In realtà era una forma di compensazione. Il saccheggio non era né garantito e neppure così casuale come si immagina. Si poteva passare al saccheggio solamente sotto un diretto ordine di un ufficiale, altrimenti si era considerati dei ladri e per i ladri c'erano pene abbastanza pesanti, nonché l'ordine regolare di saccheggio prevedeva che tutti quanti avrebbero dovuto portare in un singolo punto il materiale saccheggiato e veniva ridistribuito in base ai diritti sulla predazione e quindi non è così facile da immaginare, però non era il classico sciamare e raccattare e arraffare tutto quello che si riusciva, perché si poteva incorrere in un discreto numero di punizioni anche decisamente pesanti. In chiusura, parlaci un po' dei progetti che avete già messo in cantiere per il prossimo futuro. Beh, la prossima stagione rievocativa è già abbastanza piena, devo dire la verità. Abbiamo più di un appuntamento sia qui in Italia che all'estero, in modo particolare perché con quest'anno cade il 500° della morte di Massimiliano I e quindi per noi ha un'importanza non indifferente. Avremo un appuntamento appunto a Wiener Neustadt in Austria, paese che gli diede i natali e che attualmente accoglie le sue spoglie. Contemporaneamente abbiamo altre attività sia in Italia che all'estero, come dicevo, con anche altre compagnie con le quali collaboriamo regolarmente, come per esempio l'Associazione Culturale Mordente Mordior di Vicenza, che vedrete anche tra le nostre fila nel documentario, perché ci piace costruire una bella rete di gente che condivide con noi il gusto di presentare la storia il più possibile verosimile e con loro ci troviamo talmente bene che ormai ci consideriamo sostanzialmente una sorta di famiglia allargata. Comunque il nostro panorama dal punto di vista friulano propone grandi gruppi di rievocazione storica, di vera rievocazione storica con un'attenzione particolare di tutte le epoche, perché andiamo veramente dall'epoca longobarda fino ai napoleonici e fino alla prima e seconda guerra mondiale e mi piacerebbe pensare che anche la collaborazione con il docufilm sulla vita del Pordenone possa aiutare la gente a avere un occhio critico e permettergli di apprezzare di più quello che è il lavoro di alcuni rievocatori che insomma ci spendono una sorta di seconda vita in ricerca, in costruzione, per produrre il più possibile un'immagine veritiera che aiuti la gente a migliorare anche il suo grado culturale in una maniera che è comunque il più possibile piacevole e coinvolgente. Ti faccio un'ultimissima domanda. Sì? Perché avete scelto proprio questo periodo? Vi siete specializzati nel periodo del Cinquecento, in particolare dell'ambiente dei Lanzichenechi? Beh, la nostra associazione fondamentalmente, anche se ha ufficialmente sede a Treviso, raccoglie soci che sono sparsi tra tutto quanto il nord-est. Abbiamo soci friulani, veneti, trentini, altoaltesini. Questo territorio per tutto quanto il Cinquecento è stato quella che è stata la principesca contea di Gorizia, che copriva questa grande area e è diventata territorio tedesco al 100%. In un certo senso vogliamo ridare lustro a un periodo
per quanto relativamente breve sulla lunga storia di Friuli e Veneto, ha avuto un grande impatto, come abbiamo detto in precedenza, sulla vita anche attuale di Veneti Friulani, e ci piaceva l'idea di proporre qualcosa che la gente ha sempre visto secondo una dogmatica di carattere scolastico, ma ci insegna un grande maestro del passato che si chiamava Miyamoto Musashi, samurai giapponese, che scrisse un libro, e una delle prime frasi che scrive è: ricordatevi sempre che gli eroi di un fronte sono gli assassini dell'altro. Perché la storia la scrivono i vincitori. La storia la Ma scrive fondamentalmente chi è del territorio, chi conosce la tua lingua, quindi tu leggerai la storia che ha scritto qualcuno che ha scritto nella tua lingua. oltretutto dobbiamo anche ricordare che in fin dei conti il Friuli è italiano nella sua globalità dall'unità d'Italia, quindi da Assolutamente sì. 150 anni e giù di lì. Ma prima è stato veneziano e prima ancora è stato appunto Asburgico. asburgico e via di questo passo. Beh, siamo la terra di confine per eccellenza. Faccio una citazione anche di un altro lavoro a riguardo, ma siamo la terra di confine per eccellenza, qui sono passati tutti e un pezzettino da tutti quanti lo abbiamo per forza portato Nel dietro. bene o nel male Certo, lo abbiamo eh assimilato. sì. E il nostro era un intento legato appunto a riportare uno di questi tanti pezzettini sotto gli occhi della gente, in modo tale che si renda conto in una maniera più possibile comunque leggera e piacevole. Il lavoro pesante lo facciamo noi, alla gente lasciamo il divertimento, in una maniera di poter avere un rapporto migliore con quelle che sono le proprie tradizioni locali. Le abbiamo recuperate perché sono arrivati nel 500, le portiamo dietro con noi, che ne siamo coscienti oppure no.